Eccoci qui amici, in questo terzo episodio di questa serie che spero che vi stia piacendo. Lasciateci sempre un commento qui sotto per supportarci o per farci capire se vi sta piacendo o no, così noi raddrizziamo il tiro. Siamo qui con Stefano che gli chiedo a sto punto come sta andando questo percorso scacchistico. Ciao Cristian, tutto bene? Sta andando bene? Allora, dopo l'ultima sessione che abbiamo fatto insieme, mi ero scritto un po' di appunti e ero gasatissimo. Ho fatto subito un sacco di partite che erano andate bene, ero arrivato a 630, quindi ero iper contento. Poi, poi allora, credo che sono stato un po' influenzato e credo che il livello di attenzione si abbassi molto quando non si è in salute, È perché vero. una serie di partite disastrose, sono ritornato giù, poi un po' su, poi di nuovo giù. Sono contento comunque, credo di aver fatto qualche passo avanti. Per la prima volta ho fatto dei sacrifici, senza saperlo, cioè non senza saperlo, non sapevo che fossero delle mosse, insomma, che il sistema mi segnala poi quando li Mosse faccio. geniali. Esatto, esatto. Li ho fatti, mi è successo due volte di farlo e ero contentissimo. Sì. Sì, sì, danno soddisfazioni, danno soddisfazioni. Penso che di tutti i suggerimenti che mi hai dato, per quanto riguarda l'attacco, forse il far doppiare i suoi pedoni sia uno Ottimo, dei suggerimenti che mi è tornato più utile. Cioè, se dovevo sacrificare un alfiere per un cavallo, ottimo. sì, per un cavallo, ma facendogli doppiare i pedoni, l'ho fatto e top, top. Poi nel finale ritrovavo un vantaggio. Ottimo, 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 ottimo. Bene, allora oggi volevo mostrarti due cose. Una è sempre sul tema inchiodature e l'altra invece è una cosa che voglio influenzare il tuo modo di ragionare durante la partita. Allora, vado in una scacchiera qualsiasi e metto una posizione. Quindi anche i nostri amici a casa non guardate le mosse, sono mosse veramente a caso perché voglio arrivare ad una posizione. Eccola qui la posizione. Allora, c'è l'alfiere che sta inchiodando il cavallo e dietro c'è il re, ovviamente. Questo cavallo non può assolutamente muoversi. Ti faccio la domanda. Se tu fossi il bianco, questa inchiodatura ti fa paura? Se no, perché? Se sì, come ti schioderesti? Insomma, prova a dirmi un po'. Allora, se fosse inchiodatura della regina non mi farebbe troppa paura. Questa del re, dal lato del re, un po' scoccia. Perché se dovessi catturarmi il cavallo, ecco lì mi farei doppiare i pedoni, quindi scoccia un po'. Metterei forse l'alfiere dietro il cavallo, blocco un po' la regina, metterei prima l'alfiere e poi se ancora non se ne va e ancora non mi cattura il cavallo, lo scaccerei col pedone in tre. In tre. Non so, Giusto? sì. Ok, Sì, io farei così. ok. E invece al contrario, tipo una roba così, faccio anche qui mosse a caso solo per costruire la posizione. Ok, qui non metterei per forza l'alfiere davanti alla regina. Scaccerei forse direttamente. Scaccerei Ok, ma se lui perché tanto alla fine... purtroppo rimane sempre su questa diagonale, Ah, perché questa è la grande fregatura, che lui può rimanere sulla diagonale. sì, perché alzare l'altro pedone sarebbe un po'... Un suicidio. Anzi, l'arrocco. È vero che lui se ne va veramente, però come dici tu ha indebolito troppo, troppo la Rocco. E forse allora, se insiste ancora, di nuovo alfiere. Ok, giusto. Bianco. C'è un modo, dopo ritorno a risponderti anche all'altra domanda dell'altra posizione, c'è un altro modo, questa va benissimo, c'è un altro modo per evitare che l'alfiere venga qui, che comunque diciamoci, cioè questo alfiere starebbe molto meglio qui, no? Molto più aggressivo, eccetera. C'è un modo per evitare di rendere così innocuo il nostro alfiere che per carità svolge alla perfezione il ruolo di schiodamento, perché un giorno sto cavallo se ne va e noi non perdiamo la regina, quindi lo fa benissimo il lavoro.
Provi a vedere un modo, perché qual è il vero problema? Che se noi un giorno faccio un po' di mosse a caso, giusto per portare, se noi un giorno togliamo fuori la regina, è vero che non c'è più l'inchiodatura, perché se tu togli il cavallo non c'è più la regina, ma è vero che arriva questo. Sì, sì. Quindi la vera fregatura di questa inchiodatura è che anche se io tolgo la regina, tu me lo mangi comunque quel cavallo facendo doppiare i pedoni. Quindi ti chiedo, c'è secondo te un modo per togliere questa inchiodatura senza dover fare alfiere 2, che secondo me è una mossa che comunque si può giocare? Da questo lato, ok, così. Eh, Quindi dobbiamo provare a rendere libera la regina di andarsene, senza che però un ok, giorno lui ci cattura e siamo costretti a impedonarci i pedoni e a rompere l'arrocco, perché questi qui ricordiamoci che sono sempre i pedoni dell'arrocco. ok, cavallo in di due forse. Sì, quindi dimmi l'ordine di mosse. Ok, quindi bisognerebbe prima alzare il pedone. Ottimo. Lui fa una mossa qualsiasi. Cavallo in D2 blocca di brutto l'alfiere nero. Quindi Sì, tirerei fuori l'alfiere nero. va bene, va bene, va bene, è una cosa che si può fare, si può fare, si può fare. E poi cavallo di 2, ottimo, supponiamo che lui faccia un'altra mossa totalmente inutile. L'inchiodatura ora continua ad esserci, quindi ora dobbiamo andare via con la regina. Sì, andare via con la regina. Se ce ne andiamo qui e siamo sempre sotto inchiodatura, non abbiamo Siamo capito sempre qui, niente. quindi bisogna forse alzare l'altro pedone Sì? in C3. Bene, ottimo. E in giorno, faccio sempre mosse inutili, ragazzi, solo per vedere. E un giorno noi ce ne andiamo in C2, in B3, dove cacchio vogliamo, e se vuoi ci Ok, puoi catturare sto cavallo, te ne ritrovi lì un altro. ok. Quindi, per rispondere poi a tutte e due le domande, qual è da più fastidio? Un'inchiodatura dove dietro c'è la regina, che è considerata un'inchiodatura relativa, perché sono due tipi di inchiodature, quella assoluta e quella relativa. Questa si chiama inchiodatura relativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che sto cavallo tu non lo puoi togliere per niente al mondo. Se vuoi lo puoi togliere sto cavallo, sappi che Sì, perdi sì. la regina. È Ah, un'inchiodatura relativa. Mentre nell'altro caso hai un'inchiodatura assoluta perché proprio sto cavallo, anche se tu vuoi, per la regola del gioco non lo puoi muovere. sì, sì. Quindi sicuramente un'inchiodatura assoluta è più forte, perché anche volendo proprio non lo puoi muovere quel cavallo, sicuramente più forte, ma dato che un'eventuale impedonatura arriverebbe sull'ala di donna, ti dico che fa meno paura. Quindi, per riassumere, quando ti fanno questa inchiodatura sul cavallo della regina, puoi anche fregartene, non c'è bisogno di fare alfiere di 2, non c'è bisogno di fare a 3, non c'è bisogno di mettere l'altro cavallo a salvaguardia di quello, puoi fregartene bellamente. Quando ti fanno invece l'inchiodatura dove dietro c'è la regina, è più difficile fregarsene perché c'è proprio un problema che in caso di doppiatura di pedoni è un disastro. Nell'altro caso si può sì doppiare i pedoni, faccio un esempio, però, diciamo, per la teoria, questa doppiatura qui che sei venuta a creare è ben ricompensata dal fatto che il tuo avversario ti ha dato un alfiere per il cavallo. Sai che l'alfiere vale un pelino di più del cavallo. Quindi è ricompensata. In più è sull'ala di donna. Cosa vuol dire che è sull'ala di donna? Vuol dire che tranquillamente, piccola regola anche questa, quando hai dei pedoni doppiati, il pedone doppiato va sempre spinto. Principio, proprio hai dei pedoni doppiati. Quindi questo sarà spinto, questo verrà spinto, ti faccio delle mosse a caso. Ti faccio delle mosse a caso e guarda cosa succede, che molto facilmente il pedone doppiato scompare. E quindi tu sulla colonna C non c'hai più pedoni doppiati. Perché tu lo spingi, è un pedone talmente doppiato e in una posizione abbastanza centrale che facilmente può andare a cambiarsi e quindi tu non hai più alla fine la doppiatura. Sì, c'è un buco, non c'è più il pedone B, però non c'è più la doppiatura. Quindi l'inchiodatura sull'ala di donna ce ne freghiamo, gliela lasci fare.
Inchiodatura sull'ala di re, prendiamo subito provvedimenti, o alfiere in E2, o la manovra bellissima che mi hai detto tu con l'altro cavallo. Se devo scegliere fra le due, alfiere 2 è sicurissima, la metti lì, arrocchi subito e hai già fatto tutto. Però forse questo alfiere merita di meglio, no? Quindi fai in tempo a giocare questa, fai in tempo a togliere questo e fai in tempo a mettere il cavallo qui, ma non è finita perché l'inchiodatura c'è ancora e devi fare in tempo sto facendo mosse a caso per il nero, a togliere la regina. Oh, adesso sei veramente fuori dall'inchiodatura. Si perdono un sacco di tempi a Si perdono un fare... sacco di tempi, ma in tutti questi tempi hai sviluppato comunque tre pezzi. Certo. Quindi, cioè, sono mosse che comunque avresti dovuto fare prima o poi. Quindi, Ok. ok, questa era una cosa molto importante sull'inchiodatura. Ovviamente la stessa cosa vale al contrario, quando sei tu ad inchiodare. Aspetta che non c'è... Quindi faccio un po' di mosse a caso. Brutte queste, vabbè. Ok. Questa inchiodatura, dato che dietro c'è la regina, è più fastidiosa. Lui deve giocare alfiere 7. Se non gioca alfiere 7 per schiodarsi, fa una mossa qualsiasi. Qui a sto giro, per esempio, è già subito questo. Quindi lui deve togliere il cavallo, però se toglie il cavallo perde la regina e se non toglie il cavallo lo perde. Qui vabbè, poi si è scoperto che qui c'è il controgioco con H6 eccetera eccetera, ma intanto questa situazione sicuramente non è molto, molto carina. Mentre l'altra inchiodatura, facciamo mossa a caso, così non ha senso, non ha senso. Anche perché ti faccio notare una cosa, c'era un grande maestro che diceva l'alfiere Campochiaro io non lo darei neanche per una torre, perché in effetti l'alfiere Campochiaro è il più grande attaccante dell'arrocco. Ti faccio vedere, faccio un po' di mossa a caso giusto per arrivare dove vogliamo arrivare. Mosse a caso, non guardare nulla, non guardate nulla. Vedi che come è in grado subito di attaccare il futuro Rocco, perché 9 su 10 il nostro avversario farà Rocco corto, quindi andrà lì. L'alfiere Camposcuro, per carità, punta in direzione del Rocco corto, ma non ci arriva direttamente. Quindi, dalla serie toccatemi tutto, ma non il mio alfiere Campochiaro, che è uno dei più grandi attaccanti che c'è. E lo vediamo sia all'interno della partita italiana, quando l'alfiere va in C4 con sacrifici su F7 oppure con l'attacco fegatello, cioè l'alfiere Campochiaro è veramente sacro, tant'è che sia nell'italiana che nella spagnola, faccio qui un po' di mosse veloci, quello che fa quasi sempre il bianco è magari in un futuro giocare A4 o C3 per ritirare il suo alfiere, perché se magari in un futuro questo cavallo ce lo viene ad attaccare, noi abbiamo delle case per poterlo ritirare. Oppure A4 o A3, così se me lo attacchi, lo ritiro e rimane su questa lunga diagonale. Cioè, non voglio assolutamente perdere quell'alfiere perché è troppo forte. Ok, qui avevo un pochettino divagato, però per dirti che l'alfiere in D3, l'alfiere, scusami, Campochiaro è veramente forte perché può attaccare subito il nostro avversario. In genere gli alfieri è meglio non darli, se proprio devi scegliere quale dare, diamo quello Camposcuro. Poi, e questa è una generalizzazione, bisogna vedere sempre posizione per posizione. Bene, questa era la prima cosa che volevo che imparassi da questa cosa qui. Quindi le inchiodature, l'inchiodatura che ti fanno quando c'è dietro la regina, fanno più male, sono più fastidiose rispetto all'inchiodatura assoluta, che nonostante si chiami assoluta, sì, mal che vada mi doppia i pedoni, però mi ha dato l'alfiere. Eh, Perfetto. La seconda Pensavo cosa, il contrario. volevo provare a fare insieme a te una partita, me contro di te, Mm. e dove però quello che voglio che tu ti concentri sono più le mie mosse, più quelle che fai tu, nel senso io farò delle mosse, ti chiederò il perché ho fatto quelle mosse, cioè tu devi sempre chiederti perché il nero ha fatto questa mossa, oppure ti chiederò se fossi il nero che mossa faresti, perché tu devi giocare due partite, la tua col bianco e quella contro il tuo avversario. Perché se tu riesci a intercettare i piani del tuo avversario,
le sorprese non esistono. Cioè tu hai tutto sotto controllo praticamente. Quindi prova a dirmi, insomma, io ti muovo le mosse e dimmi cosa vuoi giocare e io ti gioco contro e ti faccio le domande. Ottimo. Vai. Io bianco? Tu sei Tu bianco. nero? Bianco. Ok. Pedone in D4. Perfetto. E io ti gioco cavallo C6 e ti chiedo cosa te ne pare di questa mossa. Ok, sviluppi un pezzo e minacci il pedone che ho lì, che Ok. quindi adesso È una devo difendere. minaccia vera? No, perché ho la regina che lo Esatto. protegge, La quindi cosa posso bella dei anche, pedoni di donna è che sono sempre protetti. quindi potrei anche ignorarla, giusto, Potresti anche ignorarla. per ora. Quindi la ignoro e vado con pedone in E4. Ok, bene. Quindi, in definitiva, come valuti questa mossa che ti ho fatto? Buona, cattiva, bellissima, bruttissima? Me l'hanno fatta spesso, non avevo mai pensato che Cosa ti aspettavi tu qui? Scusa, cosa ti aspettavi che io ti facevo? un pedone in D5, sì. Ah, ah, ah. Ecco, entriamo in quest'ottica qui. Pedone di 5 è probabilmente una delle migliori, l'altra è l'altro cavallo anziché questo. Eh, Quando i tuoi avversari ti fanno una mossa che tu non ti aspetti, cioè tu ti aspetti quella perché è quella che va fatta, te ne fanno un'altra, e si inizia a sentire un po' di puzza di bruciato. Dici, ma com'è che questo mi fa sta roba qui? E in effetti questa mossa, per carità, risponde in parte ad alcuni principi dell'apertura, cioè tirare fuori i pezzi il prima possibile. Risponde anche, se vogliamo, al secondo principio, quello di controllare il centro, perché questo cavallo controlla due caselle centrali. Ma la domanda reale è, le controlla veramente? Cioè, se va qui c'è il tuo pedone viene pappato. E qui Certo. non controlla nulla perché viene pappato. Quindi il punto debole dei cavalli sono proprio i pedoni, perché il cavallo è vero che salta, ma è l'unico pezzo che non è in grado di attaccare i pezzi che gli vanno sotto il naso. Deve scappare. Se era un alfiere poteva magari mangiarlo, se era una torre poteva mangiarlo, tutto quello che vuoi, il cavallo con quelli che gli arrivano sotto il naso gli danno fastidio. E vedi che già qui non può scappare. E se per esempio vado qua, Se vai là, in che modo puoi continuare a seguire i principi dell'apertura, quindi sviluppare i pezzi, controllare il centro, eccetera, ma allo stesso tempo continuare a darmi noia e a punire quella mia mossa che non era granché. per esempio, mi viene in mente che già si può tirare fuori l'alfiere in campo scuro, metterglielo in F4. Interessante, interessante, Oppure, interessante. sì, È ottima questa mossa, ti faccio notare una piccola contromossa. Quando l'alfiere e il cavallo sono così in diagonale vicini, il cavallo ha una ritirata che in realtà è anche un attacco, cioè dopo costringe noi a difenderci. Quindi è un po' un'arma a doppio taglio, cioè è un attacco che fa lui, però lui scappa e attacca te. E quindi forse in questo momento magari non è la mossa migliore, partendo dal presupposto che si può fare. Hai tirato fuori un pezzo, quindi va bene. E se io ti dicessi F4, tu come la vedi? sì, sì. L'unica cosa è sempre la questione dell'arrocco, poi, però sì. Ok, benissimo. Però sviluppo un pezzo, si minaccia. Esatto, i tre pedoni della Rocco sarebbe bene non muoverli mai. Uno si può muovere, due e inizia a essere... Ok, uno l'abbiamo mosso, è andato. Però intanto stiamo facendo ballare questo suo pezzo, che deve ancora muoverlo. Un altro dei principi dell'apertura dice non muovere mai sempre lo stesso pezzo in apertura. Lui sta ballando col cavallo. Adesso cosa fa? Va qua o va qui? Non è che ha troppe alternative. Supponiamo che il nostro avversario è uno aggressivo. Viene qua.
E da lì non può più scendere in realtà, perché ovunque scenda gli viene mangiato. Può solo Scendere tornare intendi da queste zone qui? e non può più avvicinarsi. Ok. Quindi non è che faccia proprio più di tanto paura. Forse uscirei fuori con la regina su D4. Però la regina, diciamo, è un pezzo che in genere viene sviluppato dopo. È fatto bene a pensarla, però prova sempre a seguire i principi dell'apertura. Allora, si può alzare il pedone in E4. Bellissima. Controlli il centro, supporti il tuo pedone centrale, ma allo stesso tempo... Sai come si chiama questa mossa che tu fai quando muovendo una cosa crei un attacco? È attacco di scoperta questo, no? Bravissimo, è un attacco di scoperta. E tante volte i tuoi avversari non se ne accorgono che dici, ah, ha mosso un pedone. Però intanto muovendo il pedone, gli attacchi di scoperta, guarda, con gli attacchi di scoperta guadagni un sacco di punti perché sono attacchi invisibili, no? Perché tu muovi una cosa, però azioni un'altra cosa senza farti sgamare. Deve togliere il cavallo un'altra volta. Cioè, vedi che siamo a mossa. Che mossa siamo qui? Siamo a mossa 4. Tu hai controllato il centro. Ok, è vero, non hai ancora sviluppato pezzi, però hai tre pedoni sul centro. Lui alla fine di tutta sta roba qui c'ha un cavallo che è fuori gioco. Ok, tutto questo per dirti, torno indietro alla mossa iniziale, che cavallo C6 non è la mossa migliore del mondo perché non è come una mossa come D5 che era la mossa che ti aspettavi tu. Quindi se vedi cose strane, quasi quasi sempre c'è il modo per punirle. Poi ovviamente è l'esperienza che ti aiuterà a fare... Però facciamo la mossa che mi hai detto tu, che è 4, che va bene, forse va ancora meglio di quella che ti ho detto io. Va benissimo, hai il centro, hai gli alfieri aperti, eccetera, va benissimo. Tocca a me Sì. e faccio questa mossa qui e ti chiedo una spiegazione del perché ho fatto questa mossa. Tanto hai aperto la via per l'alfiere, anche la regina. Quale sarà il mio Eh, scopo durante l'apertura? pro- mm, Probabilmente adesso uscire già con l'alfiere, dare uno scacco, oppure col cavallo andare in B4, perché tanto è protetto dall'alfiere. Ehm, Col cavallo? Forse, però poi non so cosa si potrebbe fare in realtà. Però Forse questo più che diciamo altro viola il principio del muovere tante volte lo stesso pezzo in sì, apertura. l'alfiere in L'alfiere, ok? 4. Poi che cos'altro farò oltre ad aver mosso l'alfiere? Che cosa ti aspetti che faccia? Perché io sto cercando di seguire gli stessi principi che segui tu. Occupare il centro, quindi spesso mi rialzano un pedone, provano a sfidare i pedoni. Ok, quindi può essere magari anche una roba del genere? Sì, O una cosa del genere ancora? sì, certo. E O poi anche il cos'altro cavallo. farò? Quindi muoverò probabilmente questi pedoni qui, muoverò probabilmente l'alfiere. Cos'altro devo fare per sentirmi a posto con la coscienza durante l'apertura? Arroccare, Quindi? quindi il cavallo. Quindi toglierò Eh, questo e poi arroccherò. no, Quindi sì, questa mossa qui è proprio per cercare di arroccare il prima possibile. Tolgo questo e arrocco. sì. Quindi anche il tuo avversario pensa come la pensi tu, perché anche lui ha i tuoi stessi problemi. Anzi, il nero c'ha un problema in più che c'è una mossa in meno. Quindi devi veramente arroccare il prima possibile. Quindi ho spinto quel pedone perché voglio togliere l'alfiere. Dove lo metto? Non so ancora, però voglio arroccare. Bene, adesso tocca a te. Hai fatto la mossa? Sì, ok. Sì, 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 ho fatto questa qui. Beh, c'è sempre la possibilità lì di far scappare il cavallo a questo punto, che però potrebbe essere preso dal pedone, poi io riprendo e il cavallo si ritrova. No, è vero che si possono punire gli avversari, ma io adesso mi baso sulle Vai, regole gioca principali, tranquillo. tirare fuori i pezzi, quindi
nel caso in cui mi alzi ancora il pedone in E5 e quindi ci sia una minaccia doppia sul mio pedone, io già lo proteggerei col cavallo in F3. Giochi questa? Sì, Ottimo. Bene, questo cavallo aiuta a controllare il centro, quindi mossa migliore non c'è. In più hai già tolto un pezzo per l'arrocco, quindi ti basta solo togliere l'alfiere e tu sei a posto. Quindi mossa migliore di questa credo che non ci sia. Diciamo che nelle prime due o tre mosse la mossa cavallo F3 c'è praticamente sempre e quindi ottimo, ma credo che sia la migliore in assoluto. Bene, ora tocca a me e faccio questa mossa. Cosa te ne pensi e che cosa ho in mente con questa mossa? è il pedone in E4 che adesso è attaccato. Quindi voglio attaccare il pedone. Altra ragione perché ho fatto questa mossa? Hai sviluppato un pezzo e ti avvicini all'arrocco. Bravissimo, bravissimo. Bene, una volta che tu hai capito tutti i significati, perché non è che una mossa ha solo un significato, tutti i significati dietro la mossa, allora poi puoi cercare la tua di mossa. Però prima devi chiederti tutti i significati dietro la mossa del mio avversario. Ok, io qui di solito quello che faccio in questa situazione è inchiodargli il cavallo con, con l'alfiere. Ci sta, perché no? Eh, sì. Sì, La fai? direi che sì, faccio Ok. quello che faccio di solito, poi Va bene, no, se... giusto, giusto, ok, è inchiodato, quindi questo in effetti non lo può fare, abbiamo detto che questa è l'inchiodatura più fastidiosa quando c'è dietro la regina, quindi si può fare. Allora io faccio, visto che l'abbiamo studiato anche prima, mi schiodo. Mi schiodo e in più sono pronto Ecco, per arroccare. La prossima mossa probabilmente, quasi sicuramente sarà arrocco. sì. Io volevo alzare il pedone in E5 e minacciare due volte il cavallo, ma adesso lui Ok, è ok, scampato. ora mi raccomando non perdere il filo del discorso, perché quando si perde il filo del discorso che si fanno le cavolate. Tu eri venuto qui per evitare che il mio cavallo potesse mangiare qui, perché c'era Giusto, l'inchiodatura. Ora l'inchiodatura non c'è più, io mi sono schiodato, quindi significa che questa minaccia ora c'è sul serio. certo. Allora, ci sono due possibilità. O alzo il pedone, però ti faccio muovere il cavallo e forse ti conviene più a te. Poi devo spostare ancora il fiere. No, difenderei il pedone in E4 con il cavallo in C3. Va bene, va bene. Quindi difendi, ottimo. A questo punto, prima di arroccare, voglio fare una follia. Ti rompo le scatole all'alfiere. Temevo. Temevo. Allora, mi è successo di andare in H4 con l'alfiere e poi hanno alzato ancora il pedone, mi hanno incastrato lì nell'angolino. L'ho Ok, perso se ti diverse faccio volte. questa, come la valuti? Eh, che poi posso ancora sfuggire per il momento, però mi chiedo per quanto. Ok, però lui si è indebolito parecchio l'arrocco. Quindi Sì, questa è buona per te. ok, Quindi è vero che stai continuando a sfuggire, però guardala oggettivamente, lui non ha più un arrocco sicuro. Quindi se fa questa il nero, va bene. Ehm, però tocca a te e c'è ora questa minaccia qui. ok, io di solito allora tornerei indietro, però visto che mi hai detto che va bene, vado in H4. Ok. Ehm, Faccio un passo indietro. Ci sono, ci sono degli elementi nella posizione del nero che ti possono far presagire che ti può capitare qualcosa di brutto? Guardando la posizione del nero, ci sono delle cose che dici, cacchio, qui se magari non faccio attenzione, a parte questa ora ovviamente, se non faccio attenzione mi può succedere qualcosa di brutto brutto. Oppure la posizione è talmente tranquilla che sei proprio con le difese ultra basse.
Vedo solo l'inchiodatura dell'alfiere suo Ok, in campo sul mio cavallo. Un doppio attacco sul pedone in D4, alfiere e cavallo allo stesso tempo. ok. Se ti parlo di batteria, hai mai sentito parlare di batteria? Sì, da te. E c'è una batteria del nero in questo momento? Cioè io vedo solo Regina e l'alfiere in campo scuro che sono in linea. Sono in Ok, quindi, batteria, sì. ok, quindi se toglie il cavallo, C'è una doppia potenza di fuoco qua. sì, Quindi su questa mossa qui è da considerare, poi bisogna vedere se è giusta, è da considerare una scoperta di questo tipo dove ti pappa il pedone e ci sono due attaccanti sul tuo alfiere. sì, perché io potrei, mi riprendo il suo cavallo, lui mi prende l'alfiere, io mi riprendo l'alfiere e lui mi prende il Alla cavallo. fine di tutto ciò, lo vediamo qui Sì. sotto, il nero ci ha scritto più uno qua. Ah, sì. Perché che cosa è successo? Che così facendo si è preso un pedone. Eccolo qui il Sì. pedone. Il pedone che se lo prende, tu gli prendi Fragile. un pezzo pieno e lui ti riprende il pezzo pieno perché. Però magari non è detto che vada così perché il bello degli scacchi è che ci sono mille possibilità. Magari se lui ti fa una roba di questo tipo, tu anziché giocare questa, magari puoi giocare questa e minacci la regina. Sì. E però anche lui allora ti fa questo e ti minaccia la regina. Cioè, qui è un casino, qui ovviamente va calcolata bene ed è un casino, va veramente un casino. Quindi va bene anche magari una tua mossa come una ritirata o questa qui. Bisogna calcolare, assolutamente va bene. Io comunque questa non te la faccio. Volevo farti vedere che però qui c'è una batteria che chissà mai che faccio questa. Rocco, ottimo. Vorrei arroccare anch'io. E la vera domanda è dove mettere questo. Sì. Sono indeciso fra D3 e C4. Prova a D3 pensare tu, secondo come è oh, messa la posizione ora, qual è la posizione migliore per quell'alfiere, tra quelle due case che mi hai detto. io direi D3 perché C4 diventa poi scoperto, avevamo detto non scoprire i pezzi. Ottimo, ottimo. Quindi in C4 Cavallo no. è sospeso, quindi non difeso da nessuno, ma in più in questo caso va veramente a sbattere, si dice, contro il granito, cioè questo pedone è difeso due volte da altri due pedoni, quindi non sempre C4 è la diagonale migliore, perché in questo caso è proprio chiusa. Anzi, magari lo invoglia anche a fare robe così, magari. Quindi D3 è coperto, come dici tu, e quando parliamo di copertura in genere parliamo di un pedone che sostiene il pezzo, ma non di un pezzo che sostiene un pezzo. E, e va benissimo. E in più, come dicevamo, questo alfiere guarda già contro l'arrocco, no? Bene, a questo punto io non so più cosa fare, anzi, dovrei togliere questo alfiere che è ancora rimasto a casa. Però ti gioco questa. Come la vedi come mossa? E che senso potrebbe avere? Ah, protegge il cavallo se il cavallo volesse andare in B4 Ok? a un punto. Sì. Qualche altra idea che potrebbe avere questa mossa? Devo fare uscire la torre. Impedirmi... Potrebbe essere magari quella di dire, ah, io faccio uscire la torre, ma veramente funziona questa mossa? mai visto fare questa cosa. No, intanto la torre non può uscire perché c'è l'alfiere però. Ok, ok, ok. Quindi ci sta anche che il tuo avversario magari fa una mossa convinto di poterla fare, che poi si rende solo conto dopo, però cioè, anche capire che cosa passa nella mente del tuo avversario è importante. Quindi questa mossa qui
potrebbe supportare il cavallo, come dici tu, ma probabilmente l'ha fatta perché voleva uscire via con la torre, ma poi si è reso conto che non può farlo dopo. Quindi, spiegazione, anche le mosse più ridicole hanno dietro comunque un senso. Bene, adesso tocca a te, dopo questa mossa qui, tocca a te. Tentato di alzare il pedone in E5 per minacciare il cavallo. Sto pensando, lui dove può andare col cavallo? Eh, Potrebbe andare in D5, se io poi glielo mangio col cavallo, lui si doppia un pedone, non è una buona idea per lui. Potrebbe andare in H5, sì, H5, mi piacerebbe forse se va in H5, magari poi gli do una scoperta col cavallo. Ok, cavallo a bordo scacchiera non è mai buono. Io alzerei il pedone, sì, è 5. Ok, ti faccio una domanda, ti fa schifo la Rocco? Ah! Prima si arrocca e poi si va all'attacco. Ok, archiamo. Vai. E beh, secondo me è carino, cioè sarà la prossima mossa che farai, però prima sempre, 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 Certo. sempre. Va bene, allora io faccio questa, ti chiedo cosa ne pensi e qual è il senso dietro questa mossa. Il senso è scacciare l'alfiere o addirittura incastrarlo. Ok. Uh, E come ti sembra per il nero una mossa forte, una mossa normale, debole? no, no, perché ha rovinato l'arrocco e comunque Benissimo. quell'alfiere non era neanche un problema per il nero perché aveva... Benissimo. Ok, quando noi diciamo ha rovinato l'arrocco, sì, l'ha rovinato e non c'è subito il modo di punirlo, ma ti accorgerai tu stesso che fra 5, 6, 7, 8, 9 mosse mi pentirò di aver fatto questa spinta qui. Quindi sii fiducioso che due pedoni dell'arrocco spinti sono una debolezza. Ti faccio solo notare che per esempio questa diagonale qui dove abbiamo questo bellissimo alfiere, prima per dire il nero poteva anche magari chiuderla in questo modo. Adesso, dopo questa spinta di due, dato che i pedoni non tornano indietro, questa diagonale qui è aperta. Quindi se io riesco, per esempio, a mettere un futuro, una batteria da un alfiere, chiaramente qui non ci deve essere il cavallo, ci arriva il matto. Cosa che non sarebbe potuto accadere se lui poteva pararsi con questa. Però per potersi parare vuol dire che il pedone deve essere qui. Quando tu sei già andato avanti, si creano dei buchi e questa diagonale qui si è indebolita, perché tu non puoi più mettere pedoni per fermarmi. Quindi è tutto in ottica futura. E quindi questi indebolimenti qui il nero li pagherà. Bene, bene. Spiegazione del nero c'è stata, adesso tocca fare la tua mossa. Potrei ignorare l'attacco e attaccarti, però ho visto una cosa, che anche se attacco il cavallo, lui poi scappa col cavallo e a me il problema dell'alfiere resta, resta tutto. Dove potrebbe andare lui poi con il cavallo? In H5, come avevo detto. Adesso può anche tornare indietro in realtà col cavallo. No, non può tornare indietro perché... Sì, può tornare indietro perché... Quindi tirerei via l'alfiere. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, l'importante a scacchi è giocare semplici. Ti minaccio un pezzo? Vai via. Perché quando si fanno i contrattacchi non si sa mai veramente come va a finire. Magari c'è qualche colpo di scena che né tu né il tuo avversario avevate visto e gli va bene a lui. O magari va bene a te a volte il colpo di scena. Però se tu giochi in modo semplice, ti attaccano, te ne vai. Filerà Di tutto solito, sempre sotto il tuo controllo. di solito quando mi attaccano io contrattacco va sempre bene a loro. E non si sa perché va sempre meglio agli altri. È come quando fai la spesa, no? Quando tu cambi corsia, la corsia dove stavi diventa fluida e questo è una costante. Conosco. Allora,
Alfiere in G3, dai. Benissimo, semplice, gioca semplice. E allora io ti gioco questa, quindi mi devi Ecco. dire il senso di questa mossa e se la trovi buona, cattiva, fantastica. Il senso è continuare a farmi perdere tempo per farmi spostare i pezzi, però Benissimo, si è indebolito ancora di più bravo. A che il costo? pedone. Al costo di indebolirsi ancora di più. Adesso, se questa diagonale prima era in qualche modo coperta, adesso mi basterà alzare la donna per iniziare già a attaccarsi subito l'arrocco. Il pedone H6, una volta, un tempo, non potevo attaccarlo perché era difeso. Un tempo non potevo attaccarlo lungo questa diagonale perché era difeso. Adesso il pedone H6 è proprio lì alla merce dei miei pezzi, non vedo l'ora che arrivi. Quindi questi indebolimenti si fanno sentire. Se tu spingi, 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 ogni spinta di pedone indebolisce la posizione. Guardiamo i tuoi pedoni. Tu hai spinto solo quelli centrali, tutti gli altri sono alla posizione di partenza. Penso che sia la struttura pedonale più bella che abbia mai visto in vita mia. Quando muovi troppi pedoni si creano buchi e prima o poi il nero la pagherà. Però adesso c'è un problema. Vediamo come lo risolvi. In tutto questo non ci siamo ancora mangiati neanche mezzo pedone. È vero. Ehm, avendo già un vantaggio qui di posizione, qualche noia io poi inizierei anche a togliermela, togliergli un cavallo, scambiarlo con qualcosa. Perché cioè, quando ho un po' di vantaggio, che magari di posizione, lui ha perso tempo, non ha ancora sviluppato i pezzi, Tu cambi. cerco, cerco di cambiare già, Ok, soprattutto i allora cavalli, togliere i cavalli. ti dico un altro principio. Il giocatore che dei due sta meglio. Allora, nonostante qui siamo in materiale uguale, quindi nessuno ha un pedone in più, materiale uguale. Però c'è uno dei due giocatori, il bianco, che in questo caso ha un vantaggio che sia un vantaggio dinamico, cioè uno sviluppo migliore dei pezzi, una struttura pedonale migliore rispetto alla sua, un re più sicuro rispetto al suo, quindi tu sei in vantaggio dinamico, non è un vantaggio di materiale, cioè un cavallo in più, è un vantaggio dinamico. Il vantaggio dinamico, per sua natura, tende a svanire. Se tu non fai robe e lasci che lui si riprende, il vantaggio dinamico sparisce. Il giocatore che ha vantaggio dinamico deve assolutamente evitare il cambio dei pezzi. Perché nel momento in cui cambi pezzi, la posizione tende al pari. Cambiamo un alfiere, cambiamo un cavallo, tende al pari la posizione. Quindi tu che hai i pezzi strategicamente posizionati meglio, non puoi andare a cambiare con i suoi pezzi che in quel momento sono messi male, non stanno giocando, c'è una struttura pedonale messa male, perché le partite di scacchi tendono al pari. Infatti se vedi le partite dei grandi maestri, su 10, 8 finiscono in parità, quindi gli scacchi tendono alla parità. Se tu cambi pezzi, aumenti la possibilità di andare verso la parità. Quindi puoi cambiare pezzi quando hai vantaggio di materiale, quindi hai un cavallo in più, un alfiere in più, due pedoni in più, lì cambi pezzi, vinci la partita facile. Ma se il vantaggio di materiale è pari e hai un vantaggio dinamico, devi evitare i cambi di pezzi perché attiviamo un attimino la barra qui a lato, vediamo un po' dopo G5 cosa mi dice. Ok, guarda qui, il vantaggio è dinamico per il bianco. Vedi che la barra è più colorata di bianco. Se io provo dopo a scambiare qualche pezzo, ti faccio vedere che la barra va verso la parità. Quindi anche tu hai avuto un'ottima intuizione a capire che qui stavi meglio. È ottimo avere in mente la barra di chess.com pur non vedendola. Quindi qui avevi capito che stavi meglio. Quindi in realtà c'è questo principio qui. Se stai meglio ma non hai materiale in più, evita i cambi. Ottimo. È il Ok, contrario di quello che hai fatto io. io ti ho giocato, a volte uno va di intuito, invece poi è il contrario di quello che pensa. Quindi ti attacco questo cavallo. Allora lo difenderei. Mi spiace un po' metterlo al lato
della scacchiera in H4, però forse è dove lo piazzerò, perché altrimenti dovrebbe tornare indietro, mi dispiacerebbe ancora di più, o andare in E5, E5, però in E5 è proprio un cambio, è il cambio che avevo visto. Sì. L'altro mi doppierebbe i pedoni, sarebbe un cambio poco vantaggioso. Penso che metto il cavallo in H4. Ok, tu dici piuttosto che portarlo a casa, giusto? Lo porto in Sì, avanti. è vero che è sospeso lì, è un po' protetto dall'alfiere, però Sì, è una protezione non buona. La migliore protezione è quella del pedone. Occhio che c'è la batteria, ci sono sempre giochini di questo tipo. eh, ok. Questa è la tua mossa? Cosa? Aspetti ancora che faccia la mossa. Ok. No, 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 va bene, va bene. Cavallo H4, sì, attento, attento, attento a queste. Sono difficili da vedere perché c'è davanti il cavallo. Però qui c'è un potenziale, c'è una batteria che è veramente una grande potenza di fuoco. In più, la vera fregatura, al di là della batteria, è dove può andare il cavallo. Da nessuna parte. Quindi ammesso anche che qui non c'è nulla, hai piazzato un cavallo in un punto dove alla prossima mossa non può più andare da nessuna parte. Lo sai anche tu che il cavallo a bordo scacchiera non sta tanto bene, tant'è che c'è il detto cavallo di lato, cavallo malato. Quindi piuttosto che mettere un cavallo malato, Meglio ritirarlo. meglio ritirarlo di 2, 1. Tu dici è brutto, sono d'accordo con te, ma almeno in futuro posso rimuoverlo. Che ne so, da in D2 può andare in C4, trovare altri orizzonti. Da E1 magari un giorno toglierò questo alfiere e prenderà il suo posto. Qui lo vedo parecchio male perché è a bordo scacchiera. I cavalli a bordo scacchiera stanno parecchio male. Allora, comunque lo voglio togliere perché poi quel pedone è un po' vulnerabile se si Eh scaccia il sì, cavallo eh. in C'è anche F6. questo pedoncino qui invulnerabile, sì. Ah sì, ecco. Quindi pedone, non avevo visto il pedone di 4 Sì, perché no, è uscito come un fulmine a ciel sereno dopo H6, G5. Ok, qui probabilmente perderemo un pedone, ma va bene, ce ne faremo una ragione. però a questo punto, avendo visto questa cosa, forse porterei il cavallo in E5. Piuttosto di perdere il pedone, almeno me lo doppio. Ok, anche se non sono obbligato a catturarti il cavallo, ma posso catturare il pedoncino. Però almeno c'è un cavallo in attacco che sicuramente sta meglio che qui, quindi sono d'accordo. Io mi prendo il pedoncino. Il nero c'ha un pedoncino di vantaggio, ma credo che la posizione qui è ancora a tuo favore, nonostante il nero abbia un pedone in più, talmente che è messo male. Proviamo ad accendere solo l'analisi per vedere la barra come la valuta. Io credo che non credo che il nero stia parecchio meglio, poi magari no. Guarda, sta meglio, molto meglio il bianco. Ma per darmelo così tanto in vantaggio, forse perché eh, si può prendere quel cavallo in qualche modo. So. Allora, intanto vedo che mi posso riprendere il pedone, quello che mi minacciava il cavallo lo posso prendere col cavallo stesso. Ottimo, Se poi mi prende il cavallo, glielo mangio con la regina e gli do ottimo, scacco. ottimo. Vabbè. Ok, facciamo così. Cavallo Bella. in... Gioco questa mossa e ti chiedo sempre il perché e cosa ne pensi di questa mossa. Sempre bene. Perché? Perché...
perché non stai giocando. Per farmi ancora perdere tempo con il cavallo, ok? Ok, ok, anche perché me lo stai un po' anche minacciando, no? Eh sì, Volendo. Il tuo obiettivo era un altro, però volendo me lo stai minacciando. certo. Allora, mi piacerebbe tantissimo andare col cavallo in H6. Mhm. Il re è costretto a spostarsi e quel pedone me lo prendo. No, non me lo posso prendere con la regina, protetto dal cavallo. Ok. No, allora eviterei di esporre ancora il cavallo. Sì, perché se rimane poi intrappolato è un casino. Sì. Vedi, per esempio, io qui scambierei i cavalli subito e poi mi prenderei quel pedone lì. Se tu scambi per andare poi in vantaggio in materiale perché ti prendi un pedone in più, è giustificatissimo. È giustificatissimo. Se tu scambi solo per scambiare, allora non è giustificato. Non solo, perché poi lui ha le due colonne lì del Sì, re. no, no, in quel caso approvo al 200%. Cambio quindi i cavalli, Vai. ok, Perché il cavallo difende questo pedone, il cavallo non perfetto, c'è più via. e quindi Regina prende il pedone in ottimo. H5. Bene, analizziamo questa posizione, come dicevi tu, l'arrocco è devastato, ci sono queste due colonne G e H aperte, io vedo che c'è un alfiere che a raggi X si dice, no? Punta contro il tuo re, a raggi X perché c'ha davanti un pezzo purtroppo, Sì. un alfiere che comunque potrà dare una mano anche lui magari all'attacco, una regina che è già in attacco, un cavallo che fa fatica a venire in attacco. E se tu dovessi pensare a come portare altri pezzi in attacco, perché quando tu devi creare un attacco c'è bisogno di portare pezzi in attacco. Ricordati questo principio che è questo. Per un attacco mortale, quindi un attacco da matto, un attacco importante, hai bisogno di almeno tre pezzi in attacco. Attualmente i tuoi pezzi in attacco chi sono? La regina? E io ti direi anche l'alfiere, è vero che è tappato ma si stappa Sì. subito, quindi hai due pezzi in attacco. Se riesci secondo me a portarne anche un terzo, secondo me facciamo bingo. E mi dici chi terzo pensi di portare e come, attraverso quale manovra. Quindi tre pezzi per un attacco importante. Piede in campo scuro non ce lo vedo proprio. Mm, Piuttosto, e neanche le torri. Le torri è un po' difficile. Per fare un zigzag, perdo un sacco di tempo con le torri. Forse il cavallo, alzando il pedone che minaccia l'alfiere in ok, lo fai passare da F6. qua. Cavallo, Ok, sì. va bene, va bene, va bene. Quindi il cavallo passerà da qui e verrà a dare una mano in attacco. Va bene, me lo vedo, me lo vedo. Bene, ora tocca a me però che devo in qualche modo difendermi e gioco questa mossa qui e ti chiedo sempre il perché e cosa ne pensi. Perché faccio questa mossa? Fa scappare il re. Bravissimo, far scappare il re. Ottimo, tocca a te. Ok. Comunque hai tutti i pezzi chiusi, quindi insomma. Sì, sì. E io comunque alzerei l'alfiere, il pedone in E5. Ottimo. Così apri tutto quello che avevamo detto, no? Peraltro non lo puoi prendere con l'alfiere. Esatto, esatto. Quindi mi stai minacciando l'alfiere e visto che è una minaccia d'alfiere, vado qua. Avendo spostato la torre non è più matto. Regina in H7. È comunque bella, ma cosa potrebbe fare? Niente. Ah.
Darei l'alfiere in... Ti darei scacco con alfiere in H7, però... sì, alfiere in H7. Ok, penso che me ne scappo. Qui. Ah. Perché se scappavo qui? Era scacco matto, perché mi alzavo con la regina. Ok, vengo qua. Ok. Non posso neanche spostare la regina adesso Esatto, perché... perché adesso è alla difesa dell'alfiere, sì. Però avvicinerei il cavallo a questo punto, l'avevamo tirato fuori proprio per Ok, quel motivo. ok. Se c'è giusto l'altro cavallo che non possa fare cose strane. E vengo qua. eh, ok, va bene. Torre in, torre in C2. Ritorno dove ero prima. Perfetto, mi sta bene. Possibile che non ci sia un matto qui. Ti dico che c'era, eh. C'era? C'era, adesso non c'è più. Torno a destra, torno indietro. Qui c'è, Qui c'era. qui c'era, sì. Tu hai giocato al Fiera H7. Il problema è che a scacchi, se poi perdi il treno, anche in una posizione promettente come quella in cui eravamo, stava diventando quasi difficile. No, non c'è scacco. Prova a vedere bene. Ah beh, sì. Ah, donna in H7, e il re deve andare in Unica. B e poi donna, donna Esatto. in A H8. volte io parlo per me Ah, volevo, stesso. Guarda, io faccio volevo sempre salire, fatica sì. a vedere questi passettini di donna di uno, no? E invece, ovviamente lui si è tappato, il re si è tappato, quindi non ha via di fuga, quindi scacco matto. Occhio che se perdi il treno, come vedi, poi la posizione ci si potrebbe quasi ritorcere contro, perché guarda che cosa c'ha lui fra poco. Io ci ho giocata forse, aspetta, non mi ricordo qui cosa avevi fatto, forse avevi fatto questa, però ora ti arriva questa. E quasi quasi qui, quasi perdi l'alfiere. Incredibile. E poi se perdi quell'alfiere l'attacco è sfumato totalmente. Poi forse finisce in parità, però si ribalta. Quindi una partita giocata in maniera eccezionale. Tutto bello, hai fatto un ottimo attacco, ma ti sfuma quella mossa della chiusura, track. Questo è tipico degli scacchi e quindi uno si incolpa tutta la vita e dice cazzarò, ma io gioco meglio del mio avversario che ha spinto i pedoni della rocca a caso e ha fatto mosse che non ho mai capito, che non hanno senso e poi vince la partita. E lì scazza tantissimo, ma la colpa è nostra che non abbiamo visto il matto. Hai fatto questa mossa della torre. Sì. Allora, io difenderei l'alfiere con il cavallo, sono tentato, in G5. Voglio solo capire se no, poi tu me lo puoi prendere, hai la batteria lì. Sì, è difficile secondo me qui è difficile da tenere come posizione. Eh,
so neanche se c'è una soluzione. Scusa, sono curioso di attivare la barra e vedere adesso chi dà vantaggio, eh. Ancora tanto al bianco. C'è della tattica, ok. C'è della roba, c'è della roba. Va bene. Ok, c'è della roba che adesso umanamente parlando noi non riusciamo a vedere. Cioè, cavallo F6 diceva il nostro amico, ho intravisto accendendolo, visto che gli piaceva cavallo F6, dove alfiere, pedone, donna. Ah, ok, eccola la tattica. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ok, praticamente cavallo F6 sembra che lui ti mangi, cioè vinca lui la sfida, però in realtà poi In realtà, vedendolo molto in maniera più accurata c'è questo. ah, ok. Però Beh. è difficile da vedere. Per questo ti dicevo che si è quasi trasformata la partita. Allora, io da questo da cosa mi porterei a casa da questa partita qui? Che abbiamo giocato insieme, che era questa qua. No, tu hai fatto, scusa, i 4, era la variante che siamo andati a seguire. Qui hai giocato bene, hai tirato fuori i pezzi, hai inchiodato, eccetera. Attenzione quando c'è una batteria che ti si può ritorcere sempre contro. Eh, il tuo avversario qui si è indebolito. Non mi ricordo cosa avevo giocato qui perché poi sono 1000 linee, ok. Tu sei uscito con l'altro alfiere in D3, che è meglio, che avevi detto che era meglio rispetto a C4, che era anche sospeso. Eh, Qui il tuo avversario si è allargato un po' troppo. Meglio non mettere i cavalli a lato scacchiera, questa è una costante. Meglio metterlo in avanti, come hai fatto tu. E poi niente, qui ti si è creato l'attacco da solo. Secondo me hai giocato una bellissima partita, ma soprattutto su ogni mossa del tuo avversario ti sei sempre domandato il perché. A partire dalla prima, perché ha giocato al cavallo C6? Perché vuole controllare il centro. Ma è davvero controllato sto centro o no? Mica tanto. Posso subito avanzare ancora e farlo saltellare. Poi alla seconda mossa, perché ha spinto questo pedone? Tu dici giustamente far uscire l'alfiere. Ma perché vuole far uscire l'alfiere? Non tanto per dare scacco, ma perché vuole arroccare. Bene. Qui infatti esce col cavallo. Perché è uscito col cavallo? Perché vuole attaccare e vuole sempre arroccare. Bene. E via dicendo, via dicendo. Perché ha messo l'alfiere qui? Eccetera, 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 eccetera. Quindi dai veramente al tuo avversario la stessa importanza che dai alle mosse che vuoi fare tu e nulla ti potrà sfuggire, perché se tu capisci il perché, il significato della sua mossa, sei a posto. O poi a volte ci saranno delle mosse che veramente non avranno senso, però lì ce ne faremo una ragione. Però tu pensa che il tuo avversario gioca per vincere come te, conosce i principi dell'apertura come te e quindi devi sempre leggere anche nella sua mente. So che è stressante pensare sia alle tue mosse che le sue, ma questa è veramente la chiave per fare quel click in più. Penso che sia la parte più noiosa, guardare le mosse dell'avversario. Dell'avversario, vero? E Sì. infatti nei tornei a tempo lungo si dice che quando tocca a te pensare, tempo lungo intendo 90 minuti a testa. Quando tocca a te che il tuo orologio va, pensi a quello che devi fare tu, e quando invece tocca al tuo avversario, che magari è lì che ragiona per 3-4 minuti per una mossa, e tu in quei 3-4 minuti pensi alle sue mosse. Così hai tutto sempre sotto controllo. Pensi alle tue, pensi alle sue, cioè non ti può sfuggire che ti arriva l'inchiodatura, che perdi la regia, perché tu hai tutto sotto controllo. Quell'inchiodatura, quel doppio di cavallo lì arriva quando tu non hai considerato almeno l'ultima mossa del tuo avversario. Certo. Poi chiaro, online con poco tempo può capitare sempre di tutto, la maggior parte delle sviste arrivano dal tempo, altrimenti uno non le farebbe, però pensare anche a quelle del suo avversario. Ho perso molte partite anche per il tempo in questi giorni. Sicuro, sicuro. Ho fatto quelle da 10 minuti senza Ah no, l'incremento. senza incremento sono il male. Bellissimo gioco, super vantaggio, perso per il tempo. Certo, certo, certo. Ah, ti capisco. Rode parecchio.
Va bene, Va Stefano. bene. Allora, se ti porti a casa questa cosa qui di pensare sempre alle mosse del tuo avversario e le cose che avevamo detto prima delle inchiodature, no? Quale inchiodatura è più fastidiosa delle due e come ci si risolve, io sono la persona più felice del mondo. Devo dirti come ci si risolve? No, no, dico se te lo ricordi, la prossima volta te Ah, lo certo, richiedo, io sono certo. felice. Ok, perfetto, sarà fatto. Va bene, allora ci vediamo alla prossima. Grazie Cristian, Ah, alla figurati, prossima. grazie a te. Ciao.